Buonasera ragazzi, buona cena a tutti. Penso che sia orario, chi cenerà tra poco. Oggi una giornata afosa, già le prime zanzare stanno incominciando ad arrivare, quindi diciamo una giornata all'insegna proprio del caldo. Speriamo che continui così fino a domenica, così vado a farmi un bel bagno. Ciao Giuseppe, ciao. Quindi è stata una giornata davvero calda. Già oggi stavano molte persone a mare, però io voglio aspettare, tutto bene, voglio aspettare domenica per andare, così 4 giorni di calore, quindi il mare sarà sicuramente caldo. Ciao Alessandro, ciao. Già qua, già qua non si respira già più. Sì, sì. No, io vado al mare, ragazzi, sta di fronte a me, quindi è a 5 minuti da casa, quindi a mare per forza. Sì, sì, ho risolto i problemi, sì, sì. Alla fine abbiamo risolto quasi tutto. Osaccio, grazie. E me ne bagno ce vo, ma che fa. Ma ti dico una cosa, io ho chiamato gli amici che stavano in Finlandia, ragazzi, e anche lì faceva caldo, stavano a Savollina, che avevano montato il banco e anche in Finlandia faceva caldo. Quindi è un problema, diciamo, ciao Anna, quindi è un problema generale, anche in Finlandia faceva caldo. Difatti hanno detto i miei amici che stava poca gente perché faceva troppo caldo. Poi immagina i finlandesi che abituati al freddo. No, no, ma figurati, no, no. Abbiamo risolto con il giudice, quindi ora se la vedono loro. Era un problema di incartamenti mancanti, questo era, perciò non era stato fatto ancora nulla. Diciamo che purtroppo non avevano la documentazione necessaria per proseguire, quella era. Ora ce l'hanno e possono proseguire per conti loro. È pieno di zanzare, ragazzi, questa sera. A casette ci vuole il suo mare, stiamo guaiando. Ma che ne so, boh, non lo so, però vedi, non si muove una foglia, guarda. Sai, la cosa più brutta è che l'aria si azzecca addosso, come dico io, quindi non si muove da stamattina, una foglia. Vedi questa cordicina che sta qui appesa, vedi, non si muove. Quindi è proprio tutto fermo, ragazzi. Vedete, non si sta una foglia che si muove, tutto afoso. Sì, qua ci stanno un sacco di zanzare, mi hanno fatto già come Sant'Anna, davvero. Mi hanno fatto nero nero, mi hanno fatto. Ciao, grazie. No, no, non mi offendo, figurati, io ho dato solo una spiegazione, niente di più. Proprio vedete, non ci sta nessuno, manca, manca se ti mette a piangere, vedi? No, ma questo è un problema vecchio, quindi avevo detto a delle amiche che avevo quasi risolto, la situazione è quasi risolta al 90%, quindi di stare tranquille che è quasi fatta, questa era la cosa che avevo detto. Poi
chi è stato, diciamo, anche lui messo in questa situazione lo sa in effetti. Ciao Adriana, anche la luna, vedete ragazzi, sta incominciando un po' ad aprire. Beata a te Alessa, a me mi hanno fatto come che la luna si vede giusto giusto, eccola lì ragazzi. No, no, la vita privata non va messa giustamente, però giustamente l'ha messa purtroppo quella signora che su internet mi ha taggato talmente tanto che ho dovuto per forza agire di conseguenza. Quindi non è che io l'ho messa io, questa signora, diciamo, in primo piano su internet, diciamo su YouTube. È stata lei a mettermi a me e a tante altre persone su internet a dirci tante brutte parole, minacce, quindi non è che sono stato io. Io dal primo giorno ho detto che non voglio saperla, non voglio conoscerla e non voglio sapere nulla, basta. È inutile minacciare, è inutile continuare e quindi visto e considerato diciamo che non l'ha capito purtroppo, agirà la polizia purtroppo. Ha offeso me, ha offeso tanti iscritti miei, quindi non è un problema unico, è un problema generale. Fortunatamente ho trovato un giudice che ha velocizzato la pratica di molti mesi e a breve la storia è quasi chiusa, quindi no, no, il nome si sa chi è e tutto, però giustamente ragazzi, per motivi di privacy io non lo dico, quindi. Però se qualcuno va a vedere nei commenti vecchi la trova, quindi non lo dico io, basta andare a scavare nei miei video oppure video di altri, la trovate lì. Anche se a dire il vero cambia nickname ogni 13 secondi, quindi è anche un po' difficile capire. È capace pure che ora sta parlando con noi e noi non lo sappiamo, quindi in effetti agisce bene comunque. Ma non sarà più furba della polizia postale, poco ma sicuro. Può cambiare mille nickname, l'indirizzo IP è quello. Sì, sì, ma guarda, questa in effetti è la zona dove si vede la lungomare, in effetti. Poi Salerno da vicino è ancora più bello, in effetti. Da qui, diciamo, si va verso Napoli, diciamo, e invece di qui si scende verso la Calabria. Quindi sono due lati opposti, in effetti. Qui ci sta la montagna, qua si va verso Avellino, Caserta, e da qui invece giustamente si va verso la Calabria, Sicilia, giù. Noi stiamo a centro, diciamo. Ragazzi, buona serata a tutti, buona cena a tutti, anche io. E beato a te, qua ci stanno un sacco di zanzare, la verità. È pieno, pieno proprio. Ma le mosche no, non ci sono, ti dico la verità, ma le zanzare è pieno proprio. Quelle cose piccole che neanche le vedi, quindi. Vabbè ragazzi, buona serata a tutti, ci sentiamo alla prossima, buona cena ragazzi. Ah, dopo ho fatto un video vegano perché qualcuno mi aveva detto una ricetta vegana, quindi la metterò dopo, quindi sto ancora cucinando e quindi tra un po' la caricherò. Questa è una ricetta vegana, perché mi avevano chiesto un piatto vegano, anche se a me è vegano non è che, però l'ho fatta.
avrei preferito farle ripiene di carne macinata e anche, ma l'ho fatta vegana. Va bene ragazzi, buona serata e come si dice sempre, vaga a mangiare. Ciao a tutti.